L'asinello sdraiato. Basta che sia vivo, perché l'impressione è che... No, respira, quindi vivo è vivo. Ed è bello, anche quello in piedi è bello. I famosi cavalli da latte che fanno un formaggio direi equino, buonissimo, se non l'avete mai assaggiato secondo me vale la pena. Allora, è stato il più bel giro della mia vita questo, per la quantità di scorci e il cambiamento di paesaggio continuo, è stato bellissimo. E grazie a chi? E grazie a chi? Al gruppo? 4 passi nel Veneto, 4 passi in compagnia del Veneto. Oggi? Bellissimo, bellissimo, 3 cibe fantastiche. Fatica? Il tempo è stato buono? No, fatica giusta. Cosa ne pensi di Cima Sappada? Fantastica, veramente un posto fuori dal mondo. Poi con questo gruppo meraviglioso, veramente una scoperta strepitosa. Abbiamo vaccinato 20 km al giorno, un po' stanche, però oggi ci rilasciamo in bicicletta, grazie al grande Paolo che ci accompagna in bicicletta. Abbiamo preso un po' di pioggia? 2 gocce, ma non ci spaventa, Cinzia? No. Adesso quasi quasi la facciamo in salita. Dal punto di vista meteorologico uno schifo, dal punto di vista del divertimento un divertimento è una follia. Voilà, finita la pioggia sta arrivando il sole. Com'è andata? Da Dio. Così acqua dai mutande ne Un po' di pioggia? Fermo, tanta pioggia. Come E tanta? adesso per dispetto il sole. Fatta da sola. Tu cosa dici invece? Dico che avevo già fatto la doccia e oggi ho fatto la seconda. Però è stato bello. Sono a posto così, panino con salame. Perfetto. No, perché aspettano da mangiare, ragazzi. Esperienza dei piedi in acqua? Bellissima, è molto tonificante, ti fa passare calli, duroni e anche i piedoni.
È andato molto bene, è stato tutto splendido e perfetto. Abbiamo suonato assai, molto bene, meglio delle fare le saune. Tutto perfetto, grazie. A parte la cena di ieri sera, dai. Hai mangiato anche la pizza, pasta e patate, non mi era mai successo, però buono. L'unica Il castello ditemi cosa ne pensate. Zumelli, molto carino, caratteristico, con tutte le ambientazioni medievali e anche la sala delle torture. Bellissimo, medievale, fantastico. Giornata più bella, cosa che ti ha colpito della vacanza? San Candido È stata quella più bella? sì, più movimentata. Felicissima di questa settimana. Scusate, siamo così stanchi di tutti i chilometri che abbiamo fatto. Una roba pazzesca, una roba pazzesca. Continuate. La giornata più bella della settimana? Quella San Candido Lienza, sotto la pioggia è stato bellissimo. La gente meravigliosa. È stata la più bella giornata della settimana? Tutte, indifferentemente tutte, è bella la compagnia.